macchina Neway, appunto è una presa lesatrice con 8 gradi di libertà, con una tavola rotante e una tavola fissa, che ci permetterà appunto di aggredire nuovi mercati e di ottimizzare le lavorazioni. Sono gru per imbarcazioni yacht di alto livello. Qui possiamo dire che i sogni sono realtà, perché dal nord avete portato un'azienda nel cuore della Sicilia. Sì, la Nebbiolo appunto nasce, come hai ben detto tu, al nord, in Piemonte, a Torino, un'importante azienda del Novecento che produceva caratteri da stampa, quindi del tape design, e macchine da stampa di tutto il rispetto, conosciute in tutto il mondo, che nel 2002 diciamo, si sposta acquisendo noi il marchio qui in Sicilia e ci riconvertiamo, non più ovviamente producendo macchine da stampa, perché con l'avvento diciamo, delle nuove tecnologie la carta stampata è andata sempre a diminuire, e ci riconvertiamo nella produzione del navale e del satellitare, e quindi antenne per telecomunicazioni, antenne satellitari, e ovviamente un conto terzi che ci permette diciamo, di aggredire vari mercati. In Sicilia si può lavorare e si può creare industria. Io ne sono un esempio, sono un ingegnere meccanico, ho lavorato a Catania e quando mi sono laureato ero convinto di dover andare via dalla nostra terra. Non è così, e con l'impegno e il sacrificio possiamo dare futuro anche a altri ragazzi che possono restare a lavorare in un ambiente come il nostro, che è molto giovane e molto competitivo. In questo momento ci troviamo all'interno dello stabilimento nel comparto di produzione meccanica con delle macchine CNC di tornitura, fresatura e elettroerosione e rettifiche. È proprio la nostra parte produttiva dove vengono realizzati tutti i componenti che poi andranno a costituire le macchine finite. Siamo diciamo, entrati dalla parte che è stata adibita a contenere tutti i grezzi di lavorazione, dove vengono tagliati, vengono stipati su delle pedane per poi entrare nel processo produttivo e diventare prodotto finito, appunto con le lavorazioni che vi accennavo prima: tornitura, fresatura, rettifica ed elettroerosione. Ogni prodotto che viene nella parte finale viene controllato, verificato e gestito diciamo, nelle sue aspetti di misure, aspetto qualitativo, anche visivo, per garantire ai nostri clienti un prodotto conforme a quanto richiesto. Finita la parte di produzione meccanica, ci possiamo spostare in un'altra ala importante dell'azienda, che è quella della carpenteria medio pesante, perché la Nebbiolo è un'azienda che diciamo, lavora molto della componentistica navale. Noi possiamo vantare 2 macchine 5 assi che ci permettono di realizzare dei componenti molto precisi e geometricamente complicati, come questo che sto tenendo in mano, con delle finiture superficiali e soprattutto delle tolleranze dimensionali molto restrittive, nell'ordine dei micron. Da qui escono componenti anche per yacht multimilionari. Sì, una diciamo del nostro core business è appunto quello di realizzare componenti e parti per yacht. Ecco, questo è uno dei nostri operatori che sta effettuando la parte finale di un componentistica che va installato presso delle imbarcazioni di alto livello, sono imbarcazioni di extra lusso. Ogni componente di questo viene curato in qualsiasi minimo dettaglio per far sì che l'aspetto estetico venga al massimo risaltato. È un settore in cui diciamo, la parte estetica e la parte visiva viene tenuto in assoluta considerazione. Per esempio questo componente in quale parte dello yacht sarà? Questo componente verrà installato, è un contrappeso in gergo che viene installato in una gru di sollevamento che serve a mettere a mare ed ammainare scialuppe, motoscafi,
jet d'acqua, sono dei giocattoli che usano le persone per divertirsi al mare sostanzialmente. Ogni minima fase viene curata nel massimo dettaglio per far sì che anche nelle zone in cui è difficilmente raggiungibile dalla macchina qualsiasi piccolo difetto venga eliminato. Alla fine c'è sempre l'opera dell'uomo. Alla fine l'uomo è fondamentale, l'esperienza che questi ragazzi hanno imparato nel corso degli anni, perché questi ragazzi sono entrati qua che non avevano nessuna competenza. Grazie alla nostra azienda sono stati formati e hanno imparato un mestiere che è un mestiere d'eccellenza. Qui ci troviamo nell'ala dedicata alla carpenteria metallica. Noi facciamo una carpenteria medio pesante dedicata soprattutto al navale e al satellitare. I nostri operatori sono tutti operatori certificati. L'azienda può vantare di essere certificata 1090 e 3834 appunto per marchiare ed esportare i nostri prodotti in tutta Europa e marchiare CE appunto i prodotti che escono dalla nostra produzione. Stiamo assistendo al momento della saldatura. Di quale componentistica? Sì, in questo caso neanche a farlo apposta, appunto vediamo qui alla mia sinistra della componentistica navale, sono delle cerniere per portelloni navali, e invece alla mia destra una torretta di un'antenna satellitare, quella che poi accoglierà tutta la parte del cesto e della parabola appunto. Quindi i pezzi che escono da qui poi gireranno il mondo? Sì, i pezzi che escono da qui gireranno il mondo, sia in acqua che su terraferma. Ingegnere, la scuola fino a che punto riesce a formare i giovani o il personale? Purtroppo noi viviamo in una terra che non ci quadra molto per la formazione dei ragazzi di cui abbiamo bisogno, per cui noi ultimamente abbiamo fatto l'esperienza di andare direttamente a interpellare le scuole neodiplomati senza nessuna esperienza, purché siano di buona volontà, quindi facciamo formazione all'interno della nostra azienda. Sottolineiamo che molti ragazzi, dopo aver fatto un'esperienza di stage di formazione nella nostra azienda, poi sono diventati dei dipendenti a tempo indeterminato con grande soddisfazione. Quali sono le figure professionali più richieste dal vostro stabilimento? Nel nostro stabilimento a noi servono carpentieri, saldatori, fresatori e tornitori. Queste sono le figure di cui abbiamo maggior bisogno, e non sempre riusciamo a trovare nel mercato un aiuto valido che ci possa dare gente già preparata per poter affrontare anche gli sbalzi di lavoro di cui periodicamente avvengono. Negli ultimi anni è cambiato qualcosa o in passato era più facile reperire questo personale, questa manovalanza? No, non è cambiato tanto, diciamo che purtroppo le scuole formano per altri settori, essendo che l'industria in Sicilia è poco diffusa, noi non siamo coinvolti nell'aspetto formativo e purtroppo ci arrangiamo come possiamo facendo la formazione all'interno della nostra azienda. Formiamo i ragazzi mettendo a loro conoscenza anche l'aspetto della sicurezza e di tutti gli aspetti che riguardano l'attività lavorativa. Ora vi presentiamo la nostra ultima quindi entrata, quindi la nostra new entry, che è una macchina presa all'esetrice, è un nostro vanto, un fiore all'occhiello, frutto di molteplici sacrifici ovviamente. Capite bene che una macchina di queste dimensioni e di questa tecnologia ha richiesto un lavoro importante per un'azienda appunto del nostro territorio. E la scopriamo insieme, allora entriamo e scopriamo tanti dettagli.
macchina Neway, appunto è una presa lesatrice con 8 gradi di libertà, con una tavola rotante e una tavola fissa, che ti permetterà appunto di aggredire nuovi mercati e di ottimizzare le lavorazioni su appunto ciò che già stiamo facendo, diventare diciamo ancora più presenti sia nel mercato che già ci troviamo diciamo ad aggredire, che nuovi appunto lavorazioni, nuovi prodotti. Quali sono le particolarità di questa grande macchina? La particolarità appunto è quella di avere una tavola girevole, una tavola fissa e una testa telescopica, quindi appunto questi 8 gradi di libertà che la macchina possiede permetteranno di in un unico piazzamento diciamo di completare componenti di grosse dimensioni. Per esempio, quali componenti di grosse dimensioni? Beh, come abbiamo visto prima, diciamo che i componenti più grossi che noi produciamo sono grouper, imbarcazioni, yacht di alta fascia. Quindi grazie a questa macchina le lavorazioni che prima facevamo in più macchine con più spostamenti e piazzamenti, adesso riusciamo a farli in un unico piazzamento, con un'unica lavorazione, garantendo una precisione e una qualità molto più grande di quella che potevamo fare prima. Quindi A livello energetico, qual è la situazione all'interno del vostro stabilimento? Ovviamente questa è un'azienda molto energivora, però siccome crediamo molto nel green, ci siamo dotati di un impianto fotovoltaico che riesce a sopperire diciamo a tutto il nostro fabbisogno energetico. Quindi ad oggi diciamo siamo dal punto di vista energetico appunto ad impatto zero. Allora, in quest'area ci troviamo nella parte finale del ciclo produttivo, dove si effettua l'assemblaggio, i collaudi, i test, i controlli di qualità di prodotti che sono diciamo fiore all'occhiello della nostra azienda. Sono grouper, imbarcazioni, yacht di alto rango, di alto livello. Come vedete ogni aspetto viene curato per far sì che il prodotto sia esteticamente quanto più bello possibile. Tutti gli aspetti, sia la verniciatura, i piccoli dettagli, vengono curati in maniera maniacale, direi, per far sì che sia bello anche da vedere, oltre che funzionale. Qual è la soddisfazione più grande di questo lavoro, del vostro lavoro? La soddisfazione più grande appunto è quella di vedere un prodotto che nasce da un acciaio grezzo, una lega grezza, e vederlo poi alla fine come prodotto, quindi come macchina, quindi quella è la soddisfazione di aver creato qualcosa per la collettività. Queste gru sono per importanti clienti e importanti cantieri navali a livello mondiale e internazionale, i più conosciuti, quindi per noi è un grosso vanto. Qui ci troviamo all'interno dell'ufficio tecnico di progettazione. Ovviamente tutti i componenti che abbiamo visto in officina vengono prima progettati usufruendo di software 3D, dopodiché processati con dei software CAM, quindi dal CAD, che è quello che stiamo vedendo, passeranno ad un CAM che appunto permetterà di riprodurre queste geometrie poi sulle macchine a controllo numerico. In questo momento stiamo utilizzando un software di progettazione appunto
in questo caso stiamo andando ad assemblare prima sul CAD 3D appunto una gru navale di quelle che diciamo abbiamo visto già assemblate nella realtà poi in officina. Quindi facciamo prima una simulazione meccanica su un software, delle tavole disegno da appunto dare in officina ai nostri operatori e alla fine assemblare la macchina reale che corrisponderà in tutto e per tutto a ciò che già diciamo l'ufficio tecnico aveva pensato in fase progettuale. Qual è il vostro sogno per il futuro? Per il futuro ovviamente speriamo di crescere ancora in questo settore e dare ancora diciamo più possibilità al territorio di crescere sia a livello professionale sia a livello tecnologico e ovviamente di creare ulteriori posti di lavoro. Quello è quello che ci auguriamo. Cosa augurate? Abbiamo iniziato negli ultimi anni a investire tanto, ci auguriamo di continuare questo trend di investimenti per migliorare la nostra azienda e creare nuovi prodotti e ampliare i nostri mercati. E noi ringraziamo gli ingegneri Luigi Santoro E Carmelo Biondi. Grazie a voi amici di Bella Sicilia per aver visto il video fino alla fine. Un caro saluto dall'azienda Nebbiolo e alla prossima, grazie!